Evitati tagli per 15 milioni, il welfare del Friuli Venezia Giulia avrà a disposizione le stesse cifre dello scorso anno per l'autonomia possibile, le rette delle case di riposo e i trasferimenti ai comuni. All'Idea Standard è ripresa la produzione, ma i lavoratori impediscono il ritiro della merce. I sindacati confermano che il blocco durerà fino al ritiro della procedura di mobilità. Finisce con una procedura di fallimento la vicenda di un marchio di un'azienda di acqua minerale che ha creato solo illusioni. La fonte di Ovaro SPA, dopo molte promesse, aveva un dipendente. Corpo sano in vigna sana, questo potrebbe essere il motto della giornata dedicata al benessere dei lavoratori del vigneto, svolta dalla Scuola Italiana di Potatura. Corpo sano in vigna sana, potrebbe essere questo il motto della giornata dedicata al benessere dei lavoratori del vigneto che la Scuola Italiana di Potatura ha inserito nel suo programma. Il progetto, che è una novità assoluta per l'Italia, è caratterizzato da una giornata dedicata ad imparare alcuni esercizi fisici di riscaldamento prima di andare a potare e di defaticamento dopo aver effettuato una giornata intera nelle vigne. Ideatore di questo sistema è Pierre Le Guenec, francese, fisioterapista che opera a Château-Pichon nella regione del Bordeaux. Sto vedendo dei vignaioli che fanno ginnastica. Siamo nel campus della scuola di potatura a Capriva. Simonetta, cosa stanno facendo? Stanno facendo degli esercizi di riscaldamento prima di iniziare a potare. Cioè? È una cosa strana in un certo senso fare ginnastica prima di andare in vigna. Esattamente. Abbiamo importato da un'esperienza che abbiamo condotto in Francia durante l'ultima stagione due specialisti, una specialista di risorse umane e uno specialista fisioterapeuta che si occupa di solito del recupero di malattie cardiovascolari, che hanno iniziato lo scorso anno un progetto pilota per favorire il benessere dei lavoratori che vanno nelle vigne. Quindi la Scuola Italiana di Potatura della Vite quest'anno ha inserito all'interno del programma anche una giornata dedicata a degli esercizi, quindi a imparare ad effettuare degli esercizi di riscaldamento prima di iniziare a lavorare e degli esercizi di defaticamento o anche, chiamiamoli così, di stretching alla fine della giornata di lavoro. Dall'altro lato c'è anche un'attività volta a migliorare lo stare insieme. Spesso chi pota nei vigneti lavora in gruppo e quindi c'è anche la voglia di vivere in un contesto sociale di serenità dell'ambiente di lavoro e di benessere in generale, sia per quanto riguarda il lavoratore e sia per quanto riguarda la vigna, che attraverso i nostri suggerimenti e le tecniche che suggeriamo durante i corsi della scuola fanno sì che anche la pianta possa godere dei benefici di una buona potatura per una buona longevità e per una buona salute. Assegnati a Dolegna del Colle